6 casi di tubercolosi nella scuola elementare di Motta di Livenza, altre 2 situazioni in fase di accertamento. L'ULSS informa l'Istituto Superiore di Sanità, genitori preoccupati, si valuta un percorso di sostegno psicologico. Attimi di paura nel pomeriggio a Ponte di Piave, uno scoppio e fiamme dal terrazzino al terzo piano di una palazzina, vigili del fuoco e carabinieri sul posto, nessun ferito, per miracolo. Grave incidente a Volpago del Montello, 27enne travolto dall'albero che stava tagliando in un bosco, è in serie condizioni all'ospedale. Casale sul Sile sconvolta dalla tragedia di ieri pomeriggio a Conschio, le urla strazianti del 69enne Enrico Gerotto infilzato nel cancello restano nella memoria di tutti, il sindaco dice era un amico, lo avevo visto poche ore prima. Mattinata di caos, traffico a Treviso ma non solo, incidente sul PUT paralizza i veicoli con riflessi fino al terraglio. Le scuse del sindaco Conte che annuncia 15 nuovi display luminosi per informare delle code. Anziano 81enne cade in casa a Treviso, non riesce a chiedere aiuto per giorni, salvato dal provvidenziale intervento della polizia. Mentre la regione richiama i camici bianchi in pensione, l'ordine dei medici conferma la fuga nel privato e all'estero. La mossa della regione, dicono, può essere solo una soluzione estrema, va riformato il sistema. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali torna a parlare della questione tubercolosi a Motta di Livenza. Un'altra bambina, come sappiamo, dopo i 3 alunni e la maestra della scuola media di Motta è risultata affetta da TBC, quindi 6 i casi, ci sono però altre 2 situazioni in fase di accertamento e l'ULSS ha informato della situazione l'Istituto Superiore di Sanità. Il punto della situazione, vediamo. La preoccupazione c'è. Sinceramente, anche perché ogni giorno si scopre un caso nuovo, non è una cosa finita lì e basta, ogni giorno si scopre sempre qualcosa di nuovo. Sesto caso di TBC in una scuola primaria di Motta di Livenza e cresce la preoccupazione. Gli ultimi accertamenti sugli 11 bambini risultati positivi al test Mantù hanno evidenziato che una bambina di 8 anni è affetta da tubercolosi. Si tratta della paziente più giovane dopo le 2 maestre e altri 3 alunni. Un focolaio definito dai sanitari importante. Più impegnativo dal punto di vista dei numeri rispetto appunto all'atteso, quindi è un focolaio inatteso numericamente, è un focolaio che sta diventando importante. Alla luce di questo l'ULSS ha informato della situazione anche l'Istituto Superiore di Sanità. In situazioni come queste, che sono, come dicevo prima, non usuali, ci si confronta con tutti i livelli del Servizio Sanitario Nazionale. Ho avuto un colloquio con i massimi esperti nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità su questo argomento, abbiamo avuto conforto. I primi approfondimenti diagnostici sugli altri bambini positivi al Mantù hanno dato esito negativo. Al test verranno sottoposti anche i familiari della bambina, ultimo caso riscontrato, ora sottoposta a trattamento multifarmacologico. È ricoverata, starà bene. Nel pomeriggio il dottor Cinquetti ha preso parte ad una riunione a Motta insieme alle insegnanti, al dirigente scolastico e al sindaco Righi. È finalizzato a un'esigenza, a riscontrare un'esigenza dell'autorità scolastica e anche rappresentata dal sindaco Righi, che è di valutare l'ipotesi di attivare un percorso di sostegno psicologico per le famiglie. L'auspicio è che il focolaio vada spegnendosi anche se i sanitari restano cauti. Siamo di fronte a una fase evolutiva, non escludiamo l'ipotesi di poter fare qualche ulteriore passo, anche perché fra un mese e mezzo, ricordo circa, dobbiamo ripetere tutti i test Mantù ai soggetti che erano risultati negativi alla prima tornata. Abbiamo ancora 1 o 2 situazioni in fase di accertamento. Un caso dunque in continua evoluzione che continueremo ovviamente a seguire per aggiornarvi di quanto sta accadendo. Adesso a Ponte di Piave, il pomeriggio con attimi di paura, un boato, un'esplosione e poi le fiamme da un terrazzino. Un scoppio è il primo, e l'acqua butta sulla testa e scende fuoco da partita. Un boato, poi le fiamme. Così una residente descrive quanto è accaduto nel primo pomeriggio in piazza Garibaldi nel cuore di Ponte di Piave. Le fiamme sono partite probabilmente dal terrazzino dell'appartamento al terzo piano dove erano stesi dei vestiti. Il fumo ha poi invaso l'abitazione e le scale della palazzina stessa. I cittadini sono usciti subito dalle case. Tanta la paura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche diverse ambulanze e l'elicottero del SUEM 118
18. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita né intossicata. La zona per diverso tempo è stata interdetta ai residenti. Carabinieri e polizia municipale allontanavano le persone per garantire loro la sicurezza e permettere ai soccorsi di operare. Ripercussioni sul traffico lungo la Postumea con code in entrambe le direzioni. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere il principio di incendio e bonificare la zona. E grave incidente questa mattina a Volpago del Montello, un giovane di 27 anni del posto stava tagliando un albero del bosco quando è stato travolto dal tronco. Immediatamente è stato chiamato il 118, sul posto è arrivato l'elicottero del SUEM, i sanitari lo hanno raggiunto e stabilizzato sul posto, poi il 27enne boscaiolo è stato caricato e da lì trasportato all'ospedale di Treviso e sono molto gravi le sue condizioni. Ieri invece a Concio l'orribile morte del 69enne Enrico Gerotto, il pensionato che stava potando un albero ed è scivolato dalla scala rimanendo infilzato con il volto da un paletto in metallo del cancello. Tra le persone che l'avevano visto in giornata ha salutato anche un amico, il sindaco di Casale sul Sile. È una conoscenza comune che veramente mi ha sconvolto, tanto più che ieri mattina l'avevo incontrato al funerale di un altro caro amico dell'Avis e ci eravamo proprio salutati ieri mattina. Le parole si fermano in gola. Il sindaco Stefano Giuliato racconta di come Enrico Gerotto fosse molto conosciuto e stimato in paese anche per il suo impegno nel mondo del volontariato. Ieri sera la tragedia. Sono stati attimi terribili, un incidente tanto banale quanto tragico. Il pensionato stava potando un albero nel giardino della sua abitazione, ad un tratto è scivolato rimanendo infilzato con il volto in un paletto di metallo della recinzione. Sono state le urla strazianti dell'uomo ad attirare l'attenzione di un familiare, poi l'arrivo dei sanitari e dell'elicottero del SUME che lo ha portato in ospedale. Le condizioni però erano gravissime e poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. La notizia ha raggiunto subito i vicini di casa e i cittadini di Concio. In paese c'è incredulità e dolore. Quello che veramente mi ha fatto pensare, che mi ha proprio scombussolato emotivamente, è che già il figlio Ivan aveva avuto un brutto sinistro stradale e ne sta pagando veramente le conseguenze in quanto è tetraplegico. Quindi veramente è una famiglia che è già stata provata nel dolore e non ci voleva anche questa. Enrico Gerotto, ex ferroviere in pensione, era medaglia d'oro Avis e persona molto impegnata nel volontariato. Molto impegnata nel territorio di Concio e aveva trasmesso questa grande passione anche ai loro figli, tra cui Flavio, che è veramente nella parrocchia di Concio è un factotum. I funerali potrebbero svolgersi sabato, anche se manca l'ufficialità. Lasciamo per un attimo la cronaca, o meglio parliamo di cronaca, di un fatto di cronaca che però poi ha avuto riflessi importanti sulla viabilità non solo di Treviso ma anche al di fuori della cinta urbana di Treviso. Un incidente lungo il PUT e la paralisi del traffico, le polemiche e anche le scuse del sindaco Conte. Sentiamo. Urtata dal passaggio di un pullman mentre insella la bici, perde l'equilibrio e viene investita da un'auto in corsa. Questa è la probabile dinamica del grave incidente in mattinata lungo Viale Trento e Trieste, che ha coinvolto una donna di 60 anni di nazionalità russa, con serie ripercussioni sul traffico dell'ora di punta. L'intervento del SUEM, che ha trasportato la ciclista al pronto soccorso, e della polizia locale per i rilievi, hanno infatti bloccato il PUT, creando un ingorgo con rallentamenti e code ben oltre l'anello cittadino, lungo il Terraglio anche fino a Preganziol, al punto da spingere il sindaco Mario Conte a scusarsi pubblicamente. Purtroppo quando succedono gli incidenti è inevitabile che il traffico si paralizzi, come purtroppo è successo questa mattina, che poi sono proprio le ore dove i cittadini portano i figli a scuola e vanno a lavorare. Un film già visto troppe volte, ma da Casugana è pronto un sistema per informare tempestivamente gli automobilisti in ingresso in città della presenza di possibili code, attraverso l'installazione di 15 nuovi display luminosi lungo le principali arterie. Per segnalare appunto questi eventuali disagi, quindi sarà un aiuto importante per i cittadini e uno strumento per l'amministrazione che verrà utilizzato unitamente anche il servizio SMS. Cercheremo di poterlo utilizzare anche nei casi di emergenza come questi, dove il traffico è bloccato per cause di forza maggiore. Display che andranno a sostituire quelli esistenti, già visti in funzione per segnalare le domeniche ecologiche o per accogliere i turisti. Questi infatti, oltre ad essere in parte fuori uso, non sono più a norma ed andranno rimossi. Avendo chiaro comunque, conclude Conte, che se la segnaletica sicuramente aiuta, la cura
misura per la viabilità cittadina è un'altra. Quarto lotto della tangenziale Terraglio Est, riqualificazione della strada Ovest. La volontà politica è quella di portare avanti nel minor tempo possibile la realizzazione di queste opere. Ed ora la questione sanità e la decisione che abbiamo raccontato ieri della Giunta regionale di dare la possibilità di riportare al lavoro i medici in pensione con dei contratti a tempo determinato in caso di carenza di camici bianchi, una carenza che già di fatto c'è. Cosa ne pensa l'Ordine dei Medici? Sentiamo. L'ordine come ente sussidiario dello Stato può essere soltanto favorevole a risolvere un problema che si è creato. Spero che sia un'estrema ratio. Per far fronte alla carenza di medici ben venga la delibera della Giunta regionale che permette alle ULSS di assumere dottori in pensione a tempo determinato per garantire i livelli essenziali di assistenza. Ma fatta questa premessa, Brunello Gorini avanza 2 considerazioni. Questa carenza non si è creata in pochi giorni, ma si è creata negli anni, quindi bisognerebbe andare a rivedere un pochettino la programmazione sanitaria che è stata fatta negli ultimi anni, ma soprattutto tener conto che la carenza parla di specialisti, mentre in realtà noi abbiamo diversi medici che non trovano lavoro perché non sono specialisti, in quanto con l'università è una specie di imbuto. Se è vero che c'è il problema del numero chiuso, secondo il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, ci sono altre questioni da tenere in considerazione in questo scenario. Noi abbiamo tanti colleghi che preferiscono, soprattutto di alcune specialità, che sono molto a rischio dal punto di vista anche medico-legale, che preferiscono agire in un comparto più tranquillo di libera professione, quindi ambulatoriale, che non in un reparto a rischio dove può succedere qualcosa e una denuncia ti rovina la vita. C'è poi la questione non meno importante della fuga all'estero dei camici bianchi italiani. Il sistema pubblico non attira più alcune persone, questo lo testimonia la fuga dei medici che ci sono all'estero. Abbiamo reclutatori che arrivano dalla Svizzera, dalla Svezia, dagli Stati Uniti, cioè da altri paesi, che vengono a prendere i medici, perché il medico italiano è famoso per avere un'ottima preparazione di base. L'Ordine dei Medici rispolverà così un progetto di qualche anno fa. Del cosiddetto ospedale di insegnamento, dove un collega, come era tanti anni fa, un collega pur non essendo specialista può entrare a lavorare e apprendere e fare la specialità in corso di lavoro. A proposito di pensioni, intanto il sindacato pensionati di Treviso attacca il governo su quota 100 parlando di scelte politiche che vanno a discapito di alcune categorie di pensionati, e poi annuncia ci sarà l'arrivo, già annunciato purtroppo, del taglio delle rivalutazioni delle pensioni, e per questo scenderà il sindacato pensionati in strada proprio a Treviso. Siamo al paradosso: da una parte si mandano in pensione i dipendenti pubblici, compresi i medici, dall'altra parte apri il giornale e vedi che chiederanno ai medici in pensione di tornare a lavorare. C'è qualcosa che non funziona. La corsa a quota 100 e i paradossi. 1100 richieste solo nella Marca, dal via libera alle domande. E poi lo SPI-CGIL sottolinea un altro passaggio non da poco, quello che sembra una vera e propria scelta politica. Prima quota 100, poi gli altri. Il governo ha fatto presente all'INPS di agevolare tutte queste pratiche, e noi qui non siamo d'accordo, perché non si possono agevolare queste pratiche e far sì che chi invece ha maturato i diritti di pensione o altri sussidi che l'INPS gli deve dare vengano messi in coda, e sono da mesi che aspettano. Il rischio di vedersi giocoforza messi in un angolo in attesa dei quota 100, vista la pressione del governo, è concreto, attacca il sindacato, che nel frattempo organizza a Treviso per lunedì prossimo dalle 10 alle 12:30 una manifestazione sotto la loggia dei 300. La data non è un caso, perché quel giorno a decine di migliaia di pensionati potrà sembrare di essere vittime di un pesce d'aprile. 1° aprile 67.000 pensionati trevigiani e 400.000 nel Veneto avranno un ricalcolo della loro pensione in base all'ultima finanziaria fatto dal governo attuale, e praticamente si troveranno chi 5, chi 10, chi 15, chi 20 euro in meno a seconda della loro pensione. In più poi dopo le elezioni loro avranno il conguaglio di quelle quote prese in più a gennaio, febbraio e marzo. Prima della manovra finanziaria approvata dal governo pentastellato, i criteri in vigore prevedevano che le pensioni al di sopra dei 1.522 euro lordi godessero di una rivalutazione che si è effettivamente verificata al rialzo.
Avrebbe dovuto cessare il 1 gennaio 2019, ma non c'era il tempo tecnico per l'INPS di applicare la norma, per cui l'aumento è stato erogato anche a febbraio e marzo. Ora però la nuova norma prevede una rivalutazione più bassa rispetto a quella erogata a inizio 2019 e l'INPS chiederà indietro quei soldi in più. Pensionati illusi e poi bastonati. E a dire il vero, negli ultimi 5-10 anni è successo con qualunque governo. Ci sono pensioni lorde di 1.700-1.800 euro che ci hanno rimesso mensilmente attorno ai 100 euro di mancati aumenti. Nel mirino loro, sempre loro, quei pensionati che in questi mesi di proteste si sono visti additare dai vertici del governo come degli avari soltanto perché non vivono sulla soglia della povertà. Ricordo a Conte che sono persone che hanno versato 40 anni di contributi e sono quelli che con i loro contributi garantiscono anche chi i contributi non li ha versati o chi prende pensioni come quelle sue privilegiate, quindi abbia un po' di rispetto in più. Restiamo in tema anziani, ma torniamo alla cronaca. Un anziano di 81 anni che cade in casa e non riesce a chiedere aiuto per giorni. È una vicenda anche di solitudine, fortunatamente salvato dalla polizia. Quando gli agenti della Volante hanno forzato la serratura e sono entrati in casa, hanno trovato il proprietario, un anziano di 81 anni steso a terra, semicosciente, in stato confusionale. A dare l'allarme ieri mattina, intorno alle 11, un vicino di casa dell'uomo, preoccupato perché da diversi giorni non lo vedeva e non gli aveva aperto la porta nonostante avesse ripetutamente suonato al campanello di casa. Da qui è scattato l'intervento della polizia che, visto il pericolo della situazione, ha forzato la serratura. L'81enne ha spiegato agli agenti di avere forti dolori al petto e alla schiena a causa di una caduta avvenuta qualche giorno prima per un malore e di non essere riuscito a chiedere aiuto. La telefonata del vicino e il tempestivo intervento della Volante hanno evitato che la situazione si aggravasse. I poliziotti hanno chiamato 118, i sanitari hanno accertato il forte stato di disidratazione dell'anziano trasportato al Cafoncello per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie. Un'altra vicenda drammatica ma di tutt'altro tenore che vede protagonisti in negativo una mamma e purtroppo la figlia, 13enne. Un dramma che ha segnato per sempre la vita di una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva solo 13 anni, tradita da chi avrebbe dovuto difenderla, aiutarla, dalla mamma. La piccola è stata filmata mentre compiva atti di autoerotismo, sì, perché a spiegarle come si doveva fare era proprio il genitore. Immagini che poi la stessa madre ha inviato ad un uomo di Napoli facendola finire nella rete dei pedofili. I fatti accaduti nel Coneglianese risalgono al 2012, è stato il papà a scoprire quanto accaduto, ma per mesi e mesi l'uomo ha deciso di tenere quel dramma all'interno delle mura domestiche. Intanto la 13enne, che era aiutata dai servizi sociali per problemi comportamentali, da timida era diventata aggressiva. Nel 2013 il padre ha deciso finalmente di parlare con l'assessora sociale. La verità viene a galla, scatta la denuncia ai carabinieri. Fra l'altro la donna, oltre al filmato della figlia, aveva inviato allo stesso amico di Napoli immagini che ritraevano lei stessa mentre faceva sesso con un altro uomo. La donna è accusata di produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di Domenico Lo Sapio che ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Rieccoci in studio in diretta, la sua uscita dal Movimento 5 Stelle, di fatto azzerando i pentastellati del Consiglio Comunale. Sabato scorso ha suscitato dibattito a Treviso, parliamo di Domenico Lo Sapio che è entrato nel gruppo misto in Consiglio Comunale accusando il Movimento 5 Stelle di aver tradito i valori fondativi proprio del movimento. Ieri sera Domenico Lo Sapio era ospite di 2010 con Ferdinando Avarino e ha avuto un faccia a faccia con l'ormai ex collega di partito o di movimento, l'onorevole Federico D'Inca, che era in collegamento da Roma. Allora guardate questo breve estratto del faccia a faccia tra i due. E per favore Domenico, io ancora non ho capito per quale motivo te ne sei andato dal Movimento 5 Stelle e lo ripeto ancora una volta, all'interno delle nostre chat, come ce l'hanno tutti quanti, veramente hai lasciato un segno negativo, veramente hai profondamente deluso tutti noi e tutto il Movimento 5 Stelle. Di questo guarda, sarà una colpa che secondo me ti porterai dietro e te lo dico sinceramente, non perché il fatto siamo in televisione e ti parlo da qui da Roma, ma io personalmente ci sono rimasto male, per cui credo veramente
veramente che un giorno forse tornando indietro ripenserai a questo gravissimo errore che hai fatto. Sono certi principi fondanti sotto gli occhi di tutti che sono stati traditi, quindi possiamo dire che abbiamo messo tutti i soldi che vogliamo, possiamo dire che faremo migliaia di liste, ma se vuole ci rivediamo fra un po' di tempo e vediamo quante liste vengono fatte alle comunali in provincia di Treviso e in Veneto, perché appunto quello che leggevo nelle chat anche relative a tutta la regione mi sembrava che andasse in direzione piuttosto diversa, perché mi sembra evidente che purtroppo si fa una fatica tremenda. Con una lista unica? No, si fa fatica ad avere gli attivisti, perché la gente ormai più che avvicinarsi si allontana. La delusione è forte per quello che alla fine il movimento è diventato. Sicuro che non lascia per lasciare per qualcuno, dar spazio a qualcuno che sia del movimento? Ma vorrebbe dire che se lo facessi che io ho cambiato idea rispetto a quello che pensavo prima, cosa che non è, mentre mi pare evidente che il movimento ha cambiato moltissime delle idee basilari. È chiaro. Queste dunque le parole di Domenico Lo Sapio, quindi ha ribadito la sua scelta anche nei nostri studi. Adesso a Spresiano con un doposcuola particolare ideato dal Comune. Io credo che ci siano davvero dei ragazzi che hanno un valore dentro che deve solo trovare il modo di essere espresso, e credo che gli stiamo dando una mano a trovarlo, ecco. Dipingere per stare insieme, dipingere per stare lontani dalla strada e dalle cattive compagnie. È l'idea che a Spresiano ha spinto lo spazio giovani del comune ad affidare all'artista italo-argentina Aldana Ferreira un progetto che coinvolge i ragazzi delle medie, molti dei quali di origine straniera, in un doposcuola alternativo, che li impegna e li aiuta a convogliare in positivo le loro energie. Giorno dopo giorno il murale ha visto la luce tra la chiesetta dei Giuseppini e il padiglione della Proloco. Se tratan siempre temas sociales, aunque bueno, en este caso i ragazzi hicieron una idea del no racismo, della unión de squadra, anche della celebrazione alla vita. E come si stanno comportando? Molto bene, complimenti, buono, bravo ragazzi. È molto bello stare in gruppo e ci siamo trovati bene, ci troviamo molto bene tra di noi ed è anche divertente. Abbiamo fatto il calcio perché comunque è uno sport che ci accomuna tutti e è la nostra passione. Questo che murale sei? Questo è un murale che dà valore aggiunto, credo, alla cittadinanza e alla popolazione di Spresiano. È un progetto realizzato dai ragazzi dello Spazio Giovani e vedete c'è una bella storia, ecco, raccontata qui, quindi credo che queste siano forme d'arte che valorizzano il territorio. Nulla a che vedere con le scritte spray con cui qualcuno ha imbrattato la vicina chiesa. Magari adesso andremo avanti con questo progetto dopo l'estate e potrebbero venire qui, e i muri li diamo noi, gli diamo anche i colori, e insomma, potrebbero dare libero sfogo a una forma artistica piuttosto che a delle porcate così. Domani un importante appuntamento per il nostro piccolo Joe. Erika, a quanto siamo arrivati? Intanto cominciamo proprio da dare la cifra. Allora, siamo arrivati a 310.000 euro, freschi di stamattina. Siamo 400.000, sono sempre più vicini. Ormai sono veramente vicini e infatti spero di riuscire a partire per giugno. Sì, il mese di giugno potrebbe essere fondamentale per il piccolo Joe, perché allora potrebbe essere sottoposto all'intervento in Florida e intanto domani un appuntamento importante aspetta il nostro bimbo. Domani mattina abbiamo la risonanza magnetica a Campo San Piero e là ci giochiamo il tutto per tutto, ci diranno come è messa la gamba. E poi manderemo direttamente la risonanza al dottor Paley e ci dirà tutto quanto quando faremo l'intervento e tutto il resto. Andranno a ricostruire tutta l'articolazione del ginocchio e poi successivamente si andrà ad allungare il perone, che fortunatamente sta compensando bene la mancanza della tibia. Un'operazione fondamentale per evitare l'amputazione della gambina, un'operazione che diventa sempre più realtà grazie alla vostra solidarietà, alla vostra bontà. Voi telespettatori e tutte le persone che assieme al gruppo Media Nord-Est stanno sostenendo questa famiglia di Piazzola sul Brenta. A noi emoziona tantissimo, soprattutto perché noi pensavamo che fosse partita
bene, poi sarebbe calata, invece va sempre più forte, cioè la gente fanno proprio a gara, c'è non dico una competizione ma quasi, proprio per aiutare Giovanni, gente che viene a casa nostra a dire ma voglio fare di più. Alla faccia di chi come sempre deve vedere diffondere solo malignità. Ci sono persone che mettono in dubbio la cosa, persone che danno anche consigli poco graditi della serie ma perché non lo lasci così e ti tieni i soldi. Sono persone che per me non meritano neanche l'appellativo di persone, perché noi stiamo lottando assieme a tutti voi per portare mio figlio ad avere una gamba migliore e certi commenti proprio non saprei cosa farmene. Fanno male però rendono più forti? Rendono più forti perché mi fanno capire che tipo di persone ci sono, che tipo di persone non voglio che i miei figli diventino, che io non voglio essere, e mi fanno apprezzare ancora di più le persone che invece stanno veramente sacrificando tutto, anche un caffè per mio figlio. Le belle persone a cui si riferisce Erika siete tutti voi telespettatori che avete creduto e state credendo in questa causa per dare il meglio al piccolo Giovanni. A voi proprio mamma Erika si rivolge. Volevo dire che voglio ringraziarli con tutto il cuore perché ci stanno dando appunto questa possibilità. Continuate, se avete voglia, se volete, a dare il vostro contributo sul sito di tutte le nostre emittenti del gruppo Media Nord-Est. Sui siti delle varie emittenti trovate i riferimenti, il codice IBAN che avete visto anche durante il servizio. Pino Musolino, il Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, fra pochissimo a 20:10 con Ferdinando Avarino, da non perdere dunque la puntata fra poco in onda. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone non molla la presa e sarà ancora bel tempo e clima molto mite sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 28 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -3 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 18 gradi circa. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà prevalente. Il cielo sarà anche qui sereno con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 15 e 18 gradi. Tanto sole anche sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso avremo un cielo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.